Derby sardo nell'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie B femminile. E si parte allora, inizia questa sfida valida come anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie B femminile. Subito un lancio lungo in avanti e situazione dubbia, arriva il calcio di rigore. Mattana realizza dal dischetto, Griffiths intuisce l'angolo ma non riesce a intercettare. L'Atletico Oristano è in vantaggio dopo un minuto di gioco. La Torres gioca il primo pallone di questo match sotto già di un gol. C'è subito il lancio lungo in avanti, il pallone che però termina fuori, pallone calciato da Maria Grazia Ladu. Ancora un calcione in avanti, sbaglia completamente il controllo Basile. Attenzione alla Torres che può avanzare con Capitan Carta di forza al limite dell'area, prova a calciare. Il suo tiro centrale viene però facilmente intercettato da Bettineschi. Tutta l'area di voler calciare verso la porta, fa così la sua conclusione, però termina abbondantemente alla destra della porta, difesa da Bettineschi. Può involarsi verso la porta, attenzione a Minella che allarga il destro, provava a servire la corrente Serena Podda. Attenzione a Giada Sanna, il cross e il pallone che termina fuori di poco. Era in realtà un tiro cross quello scagliato dalla giocatrice in maglia numero 4 rossoblu. Domi alza la testa e calcia in avanti verso Ladu, può intervenire Carta, il tiro di Carta con il mancino, palla abbondantemente alta. C'è spazio però per un'altra offensiva della Torres. Sanna, il cross verso il centro, Farris di testa e il grande intervento di Bettineschi che smanaccia sopra la traversa. Buono lo spunto di Sanna, attenzione a Sanna che in area di rigore. Farris, arriva il pareggio della Torres, 1-1 al quinto minuto del secondo tempo, rimette a posto le cose la squadra di Carta. Ottimo spunto di Sanna, si propone Ladu in profondità, attenzione ancora Ladu, arriva in anticipo sul pallone, calcio di rigore per la Torres. Penalty per le rossoblu che ora hanno una ghiottissima chance per il sorpasso al 31esimo del secondo tempo. Tutto pronto, parte Ledda, il tiro e il gol, trova l'angolino Ledda, la Torres è in vantaggio, trasforma dagli 11 metri Alessia Ledda. Attenzione qui ancora una volta alla velocità di Ladu che si invola verso la porta, arriva anche Domi che è sola, Domi riceve il pallone in questo momento, controlla col destro, il diagonale, il gol, ancora la Torres a segno, Grace Domi per il 3-1 rossoblu. Arriva il fischio arbitrale, calcio di punizione per Solinas, va in porta Solinas, pallone però alto sopra la traversa. E arriva il triplice fischio del signor Cattaneo, il derby se lo aggiudica la Torres che batte per 3-1 l'Atletico Oristano, vittoria in rimonta per le ragazze di Arca.